ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio, ancora il buongiorno, Sammy Varin dagli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano, storico fortino della Lega. La seconda parte della nostra controinformazione parte tra pochissimo con il Qui Parlamento e parleremo con il deputato della Lega Eugenio Zofili. Subito sotto una canzone da non perdere, lo sapete, quando ci sono io vanno soltanto artisti indipendenti e in questo caso un DJ, Gabri The Sound, che ha remixato un pezzo che qualcuno di voi già conosce, qualcuno ascolta la mia rassegna stampa e decide poi di prendere delle clip e farci una canzone. Non vi dico altro se non restate all'ascolto. Ancora avremo modo di parlare di Milano intorno alle 11:20 con il capogruppo della Lega Città Metropolitana di Milano e segretario della Lega Milano Samuele Piscina. Perché? Perché questo weekend, questo sabato e questa domenica a Milano si sceglie il sindaco. Una bella proposta, devo dire potente, della Lega, visto che nessun altro del centrodestra si fa avanti con un candidato sindaco. Bene, la Lega chiede a voi qual è il candidato, chi vorreste come sindaco a Milano. Questo sabato, questa domenica si voterà in molte zone di Milano, ma del resto lo state già facendo da giorni, mandando un WhatsApp qui al 340 67 09 659. Prima però il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un piacere avere con noi il deputato della Lega Eugenio Zofili. Ciao! Ciao Sammy, come stai? Bene, bella è un piacere sentirti. Bella domanda. Allora, c'hai tempo? C'hai tempo, Eugenio? Sì. Per Radio Libertà sempre. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Perché qui abbiamo prima di tutto appunto uno storico in tutti i sensi della Lega come Zofili, ma anche storico conduttore di questa radio. Ne abbiamo passate di tutti i colori e per rispondere alla tua domanda come stai, io in questi mesi, anzi in questi anni, mi sto occupando di rassegna stampa. E quindi ti puoi immaginare come sto, ti puoi immaginare, nonostante il mio ottimismo. Ragazzi. Ti ascoltiamo in tanti. Grazie. E grazie per il tuo servizio. Grazie. E questo per dirti che in questi giorni ne stanno scrivendo di tutti di più sulla Lega, ma non è una novità, perché questo accadeva, ti ricordi, fino ai tempi, fin da quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, quando poi avevamo lanciato la secessione, ti ricordi? Era una battaglia quotidiana su alcune cose, alcuni principi che la Lega portava avanti, sparando magari alla grande, parlando di secessione, ma poi la questione territoriale è ancora oggi una delle problematiche italiane, l'autonomia, il federalismo, eccetera. Un'altra questione, devo dire, su cui la Lega ci ha visto molto bene è quella che hai portato avanti tu, già, perché tu sei primo firmatario di una proposta di legge per dichiarare terroristi i gruppi, quelli che si fanno chiamare Antifa, anarchici. E devo dire, Eugenio, oggi ne parlano tutti i quotidiani di questi arresti. 7 anarchici ritenuti responsabili dell'attentato compiuto ad esempio il 14 febbraio sulla linea ferroviaria a Roma, ma ce ne sono molti altri, per cui un certo Matteo Salvini veniva deriso perché qualcuno da sinistra diceva ma è lui che se li fa da soli, tutte scuse perché vuole nascondere i treni in ritardo, eccetera. Alla fine, oggi comprate qualunque giornale e 7 anarchici sono i responsabili di questi attentati. Eugenio, tu sei arrivato prima, l'hai detta subito questa cosa. Di cosa si tratta questa proposta di legge che hai portato avanti come primo firmatario? Guarda, hai spiegato molto bene.
Salvini aveva ragione, si è dimostrato ancora una volta che Salvini aveva ragione anche rispetto a questi sabotaggi dei treni, per cui sono stati arrestati 7 anarchici e 2 di loro sarebbero responsabili di questo, dell'attentato, del sabotaggio del 14 febbraio 2026, che alle tasche dei cittadini italiani, oltre ai ritardi e ai disagi, è costato 455.000 euro. Apro questa parentesi perché è giusto dare anche le cifre. Io ho presentato tempo fa ed è in fase di deposito ufficiale questa proposta di legge in cui in sostanza si dichiarano terroristi queste organizzazioni antifa, come è stato fatto negli Stati Uniti d'America, e anche gli anarchici che compiono atti violenti, atti di contro lo Stato, atti di terrorismo. Il riassunto e la sintesi è riuscire ad arrivare e a fare in modo che poi queste persone, chi magari va in piazza con intenzioni violente, che prende a martellate i nostri agenti delle forze dell'ordine, possa realmente finire in galera. Quindi io sono molto sensibile a questo ambito anarchico, antagonista dei centri sociali, eccetera, perché sono sensibile nell'approfondimento, ovviamente, e nel fare tutto quello che posso fare come parlamentare qua a Roma per fermarli, perché sono anche al netto di numerosi episodi che sono verificati anche nei nostri anni di Lega, nei nostri anni di militanza, dove abbiamo subito attacchi alle sedi, attacchi alle manifestazioni. Chi più ne ha più ne metta ha ricevuto anche minacce, direttamente delle minacce di morte proprio dall'ambiente anarchico, e quindi credo che questa minaccia per il nostro paese, di chi dice, anche nelle intercettazioni che sono state fatte nell'ambito di questa indagine, che lo Stato deve tenere, ecco, sono loro che devono tenere lo Stato. Noi non abbiamo assolutamente paura di queste persone che man mano spediamo in galera, e attraverso questa proposta di legge vogliamo dare strumenti, diciamo, ancora più efficaci per insomma assicurarli alla giustizia. Certo, una proposta di legge che speriamo venga tirata fuori anche da molti colleghi giornalisti sulle pagine che riempiono quotidianamente di tante chiacchiere, soprattutto sulla Lega in questi giorni, e non si parla di quello che effettivamente la Lega sta portando avanti. Vogliamo ricordare che questi antagonisti, li possiamo chiamare in molti modi diversi, e sembra sempre che ci sia qualcuno che li giustifichi, che li voglia nascondere, tra virgolette, of course, all'interno della sinistra. E quest'oggi ho fatto rassegna stampa, come ti dicevo, non c'è una virgola di scusa, nessun intervento, silenzio, No. tutti muti da parte della sinistra su questo argomento. Poi, Sammy, ringraziare, e lo faccio anche attraverso Radio Libertà, ringraziare gli agenti delle forze dell'ordine, la Polizia di Stato, la Digos, che hanno portato avanti stanno portando avanti queste indagini. Sono delle indagini salvavita. Qua, quando parliamo di anarchici, parliamo di persone che stanno lottando, come dicono loro, contro il 41 bis, che difendono il loro capetto Alfredo Cospito, che è responsabile di aver gambizzato un dirigente dell'Ansaldo, Alfredo Dinolfi, che è responsabile di aver fatto un attentato, di aver posizionato 2 ordigni davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano, e che è giustamente in carcere con regime di 41 bis. Ecco, parliamo di queste persone che fanno i sabotaggi sulle linee ferroviarie quando ci sono in corso le Olimpiadi Milano-Cortina, causando disagi, ritardi od altro, e dove il nostro segretario federale, vice premier Matteo Salvini, poi si prende colpe che non ha assolutamente. Parliamo di persone
che si trova nei casolari per queste riunioni silenziose e che invece di passare una serata in compagnia si dilettano nel fabbricare ordigni esplosivi, e 2 sono morti proprio, ricordiamo qualche tempo fa, sempre qui in un casolare di Roma, sono rimasti vittime, sono morti due anarchici che stavano fabbricando delle bombe. Ecco, lo Stato è fermo rispetto a loro, la Lega è assolutamente concreta e ha le idee chiare, grazie alle forze dell'ordine e dal nostro punto di vista, dal punto di vista parlamentare, degli strumenti efficaci per combatterli e assicurarli alla giustizia e per dare ulteriore sicurezza anche sul fronte della prevenzione e dell'antiterrorismo ai nostri cittadini italiani e al nostro paese. Assolutamente, e quindi complimenti al deputato della Lega Eugenio Zofili, primo firmatario di questa proposta di legge per dichiarare terroristi i gruppi violenti come Antifa e anarchici. Grazie Eugenio, buon lavoro. Grazie Sammy, un saluto a te, agli ascoltatori e alla regia. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma c'è bisogno di ricordarvelo che questa radio pompa, chiaramente non si capisce neanche lontanamente che questa sia la mia voce, no, però devo rendere grazie a Gabri The Sound, un DJ ma anche un nostro ascoltatore, artista, produttore discografico. Lui si muove nella musica elettronica, dance e digital,
che ascoltando la mia rassegna stampa ogni tanto ci fa questi regali molto dense e poi anche veloci, per cui uno in 2-3 minuti riesce a tenere il ritmo e a ballarselo tutto quanto. Il Pompa di Gabri The Sound con Sammy Varin lo trovate facilmente su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube scrivendo Gabri The Sound. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E torniamo all'argomento del giorno, o meglio di questi giorni su Radio Libertà, visto che ci stiamo portando avanti e stiamo già chiedendo a voi ascoltatori di Milano e non soltanto, quale sindaco vorreste per la città di Milano. Pensate che in questo weekend 20 e 21 giugno, sabato e domenica, a Milano ci sono decine e decine di gazebo della Lega per farvi questa domanda e per fare in modo che le vostre proteste, e sono tantissime su Milano, divengano proposte. A questo proposito abbiamo con noi il capogruppo della Lega Città Metropolitana di Milano, ma anche segretario della Lega Milano, Samuele Piscina. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Grazie, ben ritrovato a te e grazie soprattutto di questa bellissima occasione per far parlare la gente. D'altronde la Lega è nata per questo, così come questa radio. Siamo qui per far parlare la gente, per ascoltare la gente, per fare in modo che le proteste della gente, dei cittadini, divengano proposte. E quante cose all'interno del programma elettorale sono diventate tali grazie a voi cittadini. Samuele, cosa succede in questo weekend? Cosa molto 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 taciuta dai quotidiani. Io mi occupo di rassegna stampa e fino a quest'oggi devo dire c'è il nulla assoluto, quindi dobbiamo autoringraziarci noi come radio, ma naturalmente tutti i social della Lega, perché ne stiamo parlando a sprombattuto solo noi. Come mai questa scelta della Lega di far parlare i cittadini sul sindaco prossimo di Milano? Succede che in 35 piazze faremo un bellissimo esercizio di democrazia, di ascolto dei cittadini, che varia dalla domanda chi vorresti come candidato sindaco della città di Milano, lasciando piena libertà, perché non siamo lì a fare l'elenco delle persone che si possono votare o che non si possono votare, anche perché gli elenchi sono già usciti sui giornali, diverse personaggi si sono messi a disposizione, molti altri secondo noi ci sarebbero anche all'interno del partito che potrebbero mettersi a disposizione, quindi non c'è bisogno di far nomi, ma c'è bisogno semplicemente di sentire, ascoltare la base, i cittadini, in modo tale da trovare, da portare avanti sui banchi del centrodestra quella che è la figura migliore e soprattutto in modo tale da trovare in tempi rapidi il candidato sindaco, perché come dire anche all'interno del centrodestra qualcuno purtroppo ha tergiversato un po' troppo e sembra voler rimandare costantemente quella che è la scelta del candidato sindaco. Da una parte quindi la scelta, la proposta dei cittadini, la richiesta anche dei cittadini per il candidato sindaco, dall'altra l'ascolto anche sulle tematiche, sui principali problemi della città di Milano, sulle proposte di risoluzione di questi problemi o eventuali proposte aggiuntive su questioni che magari non vengono sufficientemente trattate all'interno della città di Milano. Ci sarà un bellissimo modulo nei quali i cittadini milanesi possono compilare sia scrivendo il nome sia evidenziando le singole tematiche da affrontare, quello che il centrodestra quando arriverà il governo della città dovrà affrontare come prime problemi da risolvere e poi un'ultima parte scritta nella quale chiederemo ai cittadini di potersi di esprimere quelli che sono delle soluzioni, delle richieste aggiuntive per la città di Milano. Insomma, un bel esercizio di democrazia che molti purtroppo si sono totalmente dimenticati come si fa.
Sì, e questa è una cosa un po' strana. Sembra che qualcuno abbia quasi paura a chiedere ai cittadini cosa c'è che non funziona a Milano. Beh, la Lega lo fa tutti i giorni e anzi salutiamo gli amici che ci ascoltano in questo momento in coda al ponte della Ghisolfa, una delle tante problematiche ma gravi. Lì ci sarebbe, Samuele, da volantinare in queste ore chi si trova in coda dalle 6:30 del mattino sul ponte della Ghisolfa, proprio dando in mano il modulo dicendo guarda, scegli il prossimo sindaco di Milano. Questa è una problematica gravissima alla quale non c'è soluzione, perché comunque la giunta milanese va avanti con le piste ciclabili, ce l'hanno qui come marchio, e quindi la cosa particolare e pericolosa è che questa radio viene ascoltata in tutta Italia. Ciò che avviene a Milano, attenzione, non dite cari ascoltatori, ma tanto succede a Milano. No, perché succede anche a Torino, a Bologna, ad Aosta, in tutte le città più o meno grandi amministrate e portate avanti dal PD. È vero, Samuele? È vero, è proprio vero. Tra l'altro è una bella proposta, nel senso che sarà un po' difficile farlo con i moduli del candidato sindaco, ma sicuramente un volantinaggio con le auto in coda sarebbe carino farlo e lo programmeremo a breve. Ti ringrazio anche per lo spunto, perché effettivamente guarda, è uno dei tantissimi problemi all'interno della città di Milano, diciamo che ultimamente è quello più eclatante, perché restringere la carreggiata nel cavalcavia Bacula, che è quello più trafficato all'interno della città di Milano, perché è l'unico collegamento tra due zone, il municipio 9 e il municipio 8, che permette di scavalcare la ferrovia. Quello successivo è Corso Sempione, per intenderci, cioè chilometri di distanza, con un'area già particolarmente trafficata in pieno centro, dove tra l'altro è difficile anche accedere. Quindi rimane l'unica alternativa possibile, altrimenti devi andare direttamente in tangenziale. Quindi devo dire che è stata una scelta non lungimirante da parte dell'amministrazione, perché per accontentare quelli che sono le lobby delle biciclette, che lì volevano a tutti i costi la pista ciclabile e fare un intervento che fosse a costo più basso possibile. Questi interventi non possono essere fatti a costo basso. Ora, che ci fosse magari la necessità di fare una ciclabile, noi possiamo anche comprenderlo, ci mancherebbe altro, però se la vuoi realizzare, la realizzi attraverso una passerella, facendo un intervento strutturale, non restringendo la carreggiata e creando delle code chilometriche che tra l'altro poi influenzano negativamente anche il transito di quelle che sono le forze dell'ordine, i mezzi di soccorso che devono intervenire, che si sono ritrovate a più riprese da quando hanno iniziato i lavori, anzi vi faccio presente, perché poi in realtà ci continuano a dire i lavori sono appena iniziati, aspettiamo che finiscano. No, su uno dei due lati, quello in direzione verso Piazzale Lugano, i lavori sono già in quella direzione, scusate, verso Piazzale Lotto, no, sto facendo confusione, verso Piazzale Lugano i lavori sono già finiti. Quindi non ci vengono a dire ma è colpa dei lavori, poi i lavori che erano disagi, poi dopo migliorerà la situazione. No, la situazione non è migliorata, ha lasciato una sola corsia, ce n'erano 2/3 in alcuni tratti, che permettevano tranquillamente che il traffico fosse scorrevole, diciamo così, perché non è che non c'era traffico, era scorrevole. Adesso in questo momento è tutto completamente bloccato, le auto incolonnate e i mezzi di soccorso non riescono neanche a passare. Hanno reso ancora una volta la vita impossibile ai cittadini milanesi. Ripeto, si poteva fare in modo diverso e senza creare disagi. Hanno voluto farlo apposta, come tutte le politiche che portano avanti sull'automobile, apposta per rompere le palle ai cittadini milanesi, perché nella loro ideologia l'automobile non deve essere utilizzata. Capite? L'automobile e neppure le moto, ricordiamolo, anche qui è una battaglia pazzesca della Lega per far sì che almeno se uno ha una moto, un motorino non recente, possa continuare a circolare. Solo la Lega, ragazzi, ha cominciato questa battaglia e per il momento l'abbiamo anche vinta, perché siamo riusciti a prorogare il divieto. È vero, Samuele? L'unico risultato che è stato portato a casa all'interno dei banchi del Consiglio Comunale è stato quello della Lega, con una serie di mie richieste anno dopo anno di rinvio di quello che è il blocco
dei motoveicoli che il sindaco Sala voleva portare avanti in città di Milano. L'abbiamo rinviato per l'ultima volta fino a ottobre 2027, questo ci permette di affrontare prima le elezioni comunali, cosa importantissima perché io sono sicuro, ma devono essere sicuri tutti perché dobbiamo fare questa battaglia tutti quanti insieme, che vinceremo le elezioni comunali e potremo togliere l'ipotesi di questo folle divieto invece di continuare ad andare avanti a solo rinvii, sperando che poi l'amministrazione comunale, come dire, da un giorno all'altro non lo imponga definitivamente. Noi abbiamo fatto battaglie sulla base di centinaia di migliaia di emendamenti presentati proprio su questo tema, proprio per salvaguardare l'interesse dei motociclisti all'interno della città di Milano. Ci avevamo provato, devo dire, anche per le automobili, sui diesel Euro 5, sulle auto Euro 3, lì non è andata nello stesso modo, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la battaglia, siamo riusciti però a portare a casa quella per quanto riguarda ovviamente i motoveicoli. Questo perché? Perché non essendo in maggioranza le battaglie proviamo a farle, ma spesso e volentieri poi ti arrivano gli emendamenti tagliola che fanno crollare tutti quanti gli altri emendamenti che noi abbiamo presentato apposta per fare la battaglia. Purtroppo non ci lasciano altra possibilità di intervento, essendo noi all'opposizione e non in maggioranza, non in giunta, non all'interno del Consiglio, non avendo il sindaco in città di Milano. Quindi la situazione è un po' questa. L'unica soluzione definitiva è effettivamente avere il sindaco di Milano di centrodestra, avere la Lega al governo della città. Dai, che questa è la volta buona, e allora appello figlio d'Apollo per tutti i milanesi, ma anche quelli che da Milano ci passano perché vanno a lavorare a Milano, o magari capita a volte, e con molto timore, che si venga a fare un giro passeggiando per Milano. Approfittate questo weekend, questo sabato, questa domenica, se vedete un gazebo della Lega avvicinatevi. Potrete dire la vostra sulle problematiche di Milano e scegliere quello che per voi potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano. Una cosa che state facendo anche in questi giorni con Radio Libertà, inviando WhatsApp al 340-6709-659. E Samuele, devo dirti che mentre parlavi tu sono arrivati parecchi voti per Samuele Piscina, sindaco o anche, buoni. anche vice sindaco, qualcuno gli andrebbe, si accontenterebbe. Poi ti posso dire che votatissima la Sardone, Claudio Borghi Aquilini, Garavaglia, Morelli, chiaramente Salvini, signori, ma anche Parodi e De Stefano. Queste sono le richieste di alcuni dei nostri ascoltatori, però Samuele, il bello di avere una radio è che la usiamo, per cui chi vuole ci può far sapere in queste ore quale potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano e le problematiche di Milano, che guarda caso molto spesso sono simili a tutte le altre problematiche delle grandi città amministrate dal PD. Inviate WhatsApp al 340-6709-659, ma è bellissimo incontrarci, parlarci ai gazebo che la Lega sta preparando questo sabato e questa domenica su Milano. Grazie Samuele Piscina. Sammy, è fondamentale, scusami, essere ai gazebo, venire, scrivete alla radio perché è bello condividerlo, ci mancherebbe altro, ma venite ai gazebo perché si parla proprio di una consultazione di primarie con tanto di urna e scheda dove votare, quindi è fondamentale esserci, non basta scriverlo alla radio, è bello scriverlo alla radio, ma non basta solo quello scusami, ma mi preme specificarlo perché poi i risultati escono dalle urne. E come no, alzate il culo dal divano e scendete a Milano, anche rima, per scegliere il sindaco. Grazie Samuele Piscina, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo
non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stella Maris, c'era una volta una piccola storia che si è fatta grande più del Mediterraneo. Stella Maris, servirà del coraggio per fare il primo dei passi e buttarsi nell'uragano. C'era una volta un vecchio stivale nel mezzo del mare, con le stringhe entrambe slacciate, dal Friuli alla Puglia, dai ghiacci alle spiagge, e un comandante, un leone di mare, di ogni tiranno e oppressore e rivale, che si arruolava in terre lontane, seguendo una stella polare. Stella Maris, c'era una volta una piccola storia che si è fatta grande più del Mediterraneo. Stella Maris, servirà del coraggio per fare il primo dei passi e buttarsi nell'uragano. C'era una volta un soldato di stagno, senza più il cuore che aveva donato a una valchiria a cavallo di un caccia, in una foresta che in fiamme bruciava. C'era un impero d'acciaio e cemento che come le onde cresceva correndo, spense le fiamme, fu fumo l'incendio in un lampo che porta il silenzio. Stella Maris, c'era una volta una piccola storia che si è fatta grande più del Mediterraneo. Stella Maris, servirà del coraggio per fare il primo dei passi e buttarsi nell'uragano. C'era una volta un ragazzo in picchiata, uno spaventapasseri fra la NATO e la NASA, assieme ai compagni in un semestre filtro per l'ultimo hashish dell'ultimo figlio. Stella di mare che tremi lontano, dammi la pace poi rendimi umano, che pace ed umano insieme non stanno, e là fuori già in molti lo sanno. Stella Maris, c'era una volta una piccola storia che si è fatta grande più del Mediterraneo. Stella Maris, servirà del coraggio per fare il primo dei passi e buttarsi nell'uragano.
un'altissima qualità, a mio parere. Non so cosa ne pensate voi in questo pezzo di Tommy Shared, così si fa chiamare questo artista che ho individuato su Instagram quasi per caso. Tommy Shared con Stella Maris. Siamo fragili e inquieti, ma la stella protettrice dei naviganti ci può guidare fuori dalla tempesta. E questo vale un po' per tutti noi in questo momento storico così particolare, anche dal punto di vista politico, se volete. Guarda come manipolo qualunque notizia. 11:41, ancora il buon mattino, Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Abbiamo una manciata di minuti tutti per noi e per voi. Se volete entrare in onda chiamate 0292947222 oppure inviate un messaggio WhatsApp al 34067 09659. E adesso parliamo di femminicidio, perché ha fatto un po' scalpore ciò che ha detto un certo generale Vannacci. Sì, il traditore è quello che amiamo lo stesso, anche se ci ha tradito, però sta facendo politica con i vostri soldi che lo avete votato con la Lega. Ciò che ha detto lui, poi lo ha detto chiaramente chi lo sta rappresentando, è fuoriuscito dalla Lega e si trova in Parlamento, sempre pagato da voi certamente, riguardo proprio il femminicidio. Già, il femminicidio andrebbe abolito, non esiste il femminicidio. Beh, tra i nostri ascoltatori è stata anche ospite qualche mese fa sulle nostre frequenze, c'è una modella, Miss Beauty Fever, nella famosa manifestazione di Lele Di Nero che pubblicizziamo molto spesso su queste frequenze, itinerante in giro per l'Italia, tutte le varie miss locali, poi si fa la miss nazionale. Valentina Bosatta è diventata Miss Lombardia, ma ha tante altre fasce, una ragazza molto intraprendente, e ha fatto questo video sui suoi social, molto particolare. Sentite cosa dice riguardo chi vorrebbe cancellare il femminicidio. Ciao, oggi vi parlo della cucina perché tra un po' sarà l'unico luogo che noi donne potremo frequentare e quindi mi porto avanti, visto che il femminicidio non esiste e bisogna essere al passo coi tempi. Innanzitutto, sempre dalla cucina, volevo ricordarvi che il codice rosso non tutela solo le donne vittime di violenza, ma tutela anche gli uomini vittime di violenza. Io ritengo che sia stata fatta una forte disinformazione su questo tema e che una frase quale il femminicidio non esiste vada solo a peggiorare la situazione di tutte le vittime di violenza di genere, non solo delle donne. Perché togliere quando si può aggiungere? Perché togliere un termine femminicidio quando puoi aggiungere il termine di maschicidio? Perché no? Purtroppo ci sono uomini che sono vittime di violenza, che vengono anche uccisi dalle proprie compagne, sono una minoranza, va bene, però ci sono. Introduciamo questo nuovo termine, perché togliere? Quando introdurre un termine oltretutto ha funzionato nel ridurre il numero di femminicidi, perché nel 2026 ne sono stati registrati finora solo 3. Sono comunque importanti questi 3, ok? Sono pochi, ma hanno fatto soffrire non solo le donne, hanno fatto soffrire, cioè non solo la vittima, ma ha fatto soffrire tutte le persone che sono intorno alla vittima, amici, familiari, uomini, donne, bambini, anziani, tutti. Quindi, cioè, il codice rosso sta funzionando, perché toglierlo? E oltretutto perché dire gli omicidi sono tutti uguali, sì, però tu mi parti dal femminicidio, quindi attacchi prima le donne. Cioè, cavoli, ma noi non siamo una minoranza, le donne non sono più deboli, noi votiamo, lavoriamo, studiamo, cioè, ma io lo trovo veramente assurdo, ma soprattutto ritengo che ci sia una mancanza totale di empatia, perché ciao, oggi vi parlo Così la Valentina Bosatta sui social, su Facebook, su Instagram, questa modella non è riuscita a stare zitta, ecco, e devo dire ha fatto molto bene, perché determinate leggi che si fanno a volte bipartisan faticosamente portate avanti, in questo caso dalla Lega, dal centrodestra,
codice rosso è stato inventato dalla Lega, e poi qualcuno che faceva parte magari della Lega, impazzito politicamente, of course, le vuole cancellare. Che ne pensate? Chiamate 0292947222 o, come state facendo, inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Naturalmente complimenti a Valentina Bosata. Tra i tanti WhatsApp, audio, video, eccetera, c'è la foto che oggi è imperversata, fammela vedere, proprio è terribile. Questi mi stanno guardando e mi guardano da tutti i quotidiani. Certo, è il centro-sinistra, il campo largo unito, ma manca Renzi. È la polemica che fanno i giornali di centrodestra, mentre per il centro-sinistra no, va bene così, va bene così. Electrolux 1700 esuberi, li mandiamo al ristorante con questi 4 asini. Mattia da Padova chiaramente sta scherzando. Che 4 asini questi? Sono veramente in gamba. Prendiamo una chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Innanzitutto mi ripeti il nome della canzone delle 8:30 e poi ti do una considerazione sul Vannacci e su Renzi. Alle 8:30 di questa mattina abbiamo trasmesso L'anima baciata di Roberto Colletti, altro tipo molto particolare, L'anima baciata, Roberto Colletti. Che mi assomigliava tanto a Eros Ramazzotti. Chissà, è vero. Allora, adesso veniamo a Renzi. Il Vannacci serve a Renzi, e lo ha dichiarato Renzi, per mettere nel 2029 un presidente della Repubblica che piace a lui. Cioè, in questo momento noi abbiamo un signore, un lobbista, con un partito del 3%, al quale non interessa assolutamente, lo ha dichiarato, potresti andare a leggerti le dichiarazioni, a lui non interessa quello che serve agli italiani, ma interessa il mettere lì una persona che possa favorirlo. E Vannacci sta diventando l'utile idiota, perché Renzi dice che lo sta spingendo lui, di appunto Renzi. Io adesso chiedo agli amici leghisti della prima ora, magari anche fuoriusciti, e a quelli che se ne sono andati qualche settimana fa, se hanno così tanto piacere di aiutare il Renzi, perché poi Vannacci, secondo me, è l'utile idiota di Renzi. E l'ultima cosa che dico è: alla Lega, a Fratelli d'Italia e Forza Italia, se vogliono davvero fermare il Vannacci, devono fare tutte le cose che non sono riusciti a fare in questi anni, perché si sono sentiti non all'altezza di quello che diceva il centro-sinistra, perché sono tante le politiche che la Meloni non ha portato avanti, ma sta portando avanti delle politiche di centro-sinistra perché teme il giudizio anche a livello nazionale, non soltanto internazionale dell'Europa. Ciao Sammy, grazie. Sempre grazie ai nostri editorialisti che ci seguono e che entrano in onda con noi chiamando in questo momento lo 0292947222, il numero fisso inventato appositamente per farvi andare in diretta senza filtri né censura. Provate, se magari non avete mai provato questa emozione, chiamando 0292947222. Nessuno vi chiede chi siete, dammi il numero di telefono, ti richiamo, di cosa vuoi parlare. No, entri in onda direttamente. Il regista Simone, in questo momento, che ringraziamo, vi chiede: un attimo in linea, prego, resta in linea, e quando senti la mia voce attraverso il telefono discorri tranquillamente con me. Se preferite inviare un messaggio WhatsApp, il numero è 340 6709 659 e il discorso è simile. Anche qua potete scrivere quello che volete senza pensare dopo cosa succede, non me lo leggono, no, io li leggo tutti quanti, ma potete fare anche un messaggio audio, proprio come ha fatto questo ascoltatore. Sul cursore ascoltiamolo. Ciao Sammy, buongiorno, sono Silvio da Torino. Buona. Ma io per il sindaco di Milano non andrei a cercare voti nuovi, abbiamo già come centrodestra indicato Lupi. Comunemente si pensa che sia lui. Adesso andare a cercare uno nuovo a me piace, è una persona moderata, lo farà il sindaco, lo vuole fare,
uniamoci tutti su questa figura, se no se aspettiamo ancora un po' faremo di nuovo un flop. Ciao ciao. Sì, Lupi è l'unico nome uscito ma anche bocciato da una certa parte politica, però ricordiamo che oltre al sindaco c'è anche il vice sindaco, se dovesse vincere il centrodestra, cosa sicura a sentire da come sono incacchiati i milanesi. Ricordate, questo sabato, questa domenica, decine di gazebo in tutta Milano per fare la vostra proposta per il futuro sindaco di Milano. Ciao, per me Zaia è troppo moderato, vorrei Borghi addirittura, mamma mia. Renzi ha rotto i coglioni, basta, non sei nessuno, non sei nessuno un corno, questo è molto più di quanto pensiamo. Non c'è bisogno di aggiungere nessun termine, parliamo di femminicidio. C'è già un termine che vale per tutti, è omicidio, che vuol dire uccidere un essere umano indipendentemente dal sesso. Ci vogliono pene severe in entrambi i casi. Non ha senso parlare di femminicidio e lo dico da donna. Come vedete, la discussione è assolutamente aperta. E ancora, Ferruccio De Bortoli, sindaco, grande candidato milanese colto con grande signorilità, tipica della Milano di un tempo. Purtroppo sarebbe impossibile attualmente far votare un leghista come vorrei tanto, come Garavaglia. Lo so, non è facile, ma ripeto, non c'è soltanto il sindaco, c'è anche il vice sindaco. 3406709 659, tanti WhatsApp di ogni tipo, e fammene leggere ancora qualcuno, vediamo un pochettino che cosa si è mosso questa mattina. Da brividi Colletti, hanno fatto i complimenti, vedi, non soltanto il Marco D'Amanto alle 8:30 con l'anima baciata, Roberto Colletti, è piaciuto anche a Lucia e la miseria. Tutti i complimenti a Roberto Colletti, è il caso di cercarlo se non l'avete udito. Roberto Colletti, l'anima baciata, una delle canzoni che effettivamente Sammy Varin porta avanti all'interno della rassegna stampa. Io sono originario di Milano e mi piange il cuore vederla così conciata. Voto Sardone, scrive Roberto dalla Brianza, e certamente, ripeto, l'occasione è veramente buona se girate per Milano questo sabato, questa domenica, anche per fare 4 passi, occhio naturalmente alle zone, scegliere il gazebo della Lega e dire: bene, voglio anch'io dire la mia. Uno che al 2% vuole decidere il presidente, sempre ce l'ha con Renzi questo qua, vero. E ancora, signori, sì, appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio, ce ne sono. Tra 10 minuti, un quarto d'ora, vi leggo però le feste, le sagre a livello nazionale, perché oggi è mercoledì e è tutto un magna, ormai una rubrichetta ascoltatissima sia nella diretta del mercoledì che poi la domenica alle 12:30. Perché? Perché vi diamo quelli che sono gli spunti per passare un weekend fuori porta o semplicemente fare una gita dalla mattina alla sera senza spendere troppo. Poi non è obbligatorio fermarsi a dormire, ma anche soltanto per uscire di casa e partecipare a una festa, a una sagra territoriale è una cosa bellissima. E soprattutto quelle che io vi indicherò dopo mezzogiorno sono cose locali. Cosa vuol dire? Che non sono feste pubblicizzate sui grossi e grassi quotidiani per cui ti arriva gente da tutta Italia, trovate un casino della miseria. No, è roba locale, quindi siete sicuri che non sono frequentatissime. Allora, prima di tutto da segnare sul calendario quelle che stanno per accadere ma non è ancora ora. Milano Marittima 26-28 giugno, facciamo vedere il volantino di Nexus, scritto così, la generazione che non si arrende, un appuntamento proposto a Milano Marittima dalla Lega Giovani dal 26 al 28 giugno. E qui magari ci scappa anche il bagnetto. Poi scrivete in calendario più avanti, luglio, dal 15 al 19 luglio
Area Feste, Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo, Lega Puntida Fest, dal 15 al 19 luglio, prendete il calendario, dalle 19 ogni sera, cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e gli interventi dei politici della Lega. Altro appuntamento a Imbersago, nella bellissima Brianza, dal 17 al 19 luglio, la 29esima festa della Brianza Lecchese, Lumbar Fest, Imbersago, area feste via Resegone, dal 17 al 19 luglio. State scrivendo? Bravi. Questa settimana invece, venerdì 19 giugno, per chi ci segue dalla provincia di Varese, c'è la festa della Lega a Caronno Varesino, Varese, storica festa presso l'area del Parco Giochi in via Macchi a Caronno Varesino, venerdì 19 giugno, la cena provinciale da prenotare per chi vuole mangiare antipasti misti, gnocchi al ragù, arrosto con patate, dolce, acqua, vino, caffè, DJ set con pochi euro e gli esponenti politici locali della Lega. Questo venerdì 19 a Caronno Varesino in provincia di Varese. Chiaramente tutti gli eventi targati Lega li trovate poi riassunti all'interno del sito legaonline.it, dove è possibile anche fare la tessera della Lega, ma dove poi trovate anche tutti gli interventi, quelli televisivi degli esponenti della Lega. Oggi è mercoledì e a proposito di interventi della Lega, alle 15.30 c'è la trasmissione del nostro responsabile gadget, quello che ha inventato i gadget più strani e strampalati che avete comprato a Pontida e che vi siete portati a casa come ricordo. Ad esempio il portachiavi col faccione di Sammy Varin. Non ditemi che non ce l'avete. Io sto aspettando ancora la calamita con l'effigie di Sammy Varin e mi dicono che ci stanno lavorando, ma è difficile da fare perché il faccione di Sammy Varin non ci sta nella calamita e quindi trovate tutte le scuse. Mi volete boicottare il faccione di Sammy Varin da mettere sul frigo? Vergognatevi. Oggi alle 15.30 torna Marco Grimoldi e su alla trasmissione, chiaramente in coppia perché lui vuole essere sempre accompagnato. Ragazzi, non vi dico altro, seguitela, ore 15.30, Radio Libertà, Lega e dintorni. Oggi avrà ospite il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, con il segretario della Lega di Seveso, qui siamo in Brianza, Cristian Miotti. E attenzione perché tra poche settimane, il 10 di luglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà proprio lì, a Seveso, per ricordare il disastro dell'ICMESA. Quindi si parlerà anche di questo del pomeriggio, oggi mercoledì alle 15.30, con il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, ospite della trasmissione del Marco Grimoldi, Lega e dintorni. E qui c'è Sammy Varin che se ne va. Sì, me ne vado, aspetta e spera. 10 minuti e torno da voi con È tutto magna magna. Per il momento, grazie a Simone in regia. Ci risentiamo tra poco. Avete ascoltato